Sono oltre 20 ormai le vittime delle estorsioni che hanno cominciato a collaborare con gli inquirenti che hanno coordinato l'inchiesta sulla mafia agrigentina, che nelle scorse settimane ha portato a 59 arresti. In cella sono finiti boss, gregari ed estortori dei clan della provincia. Interrogati dai carabinieri che hanno condotto l'indagine, la maggior parte degli imprenditori taglieggiati finora sentiti ha ammesso la pressione del racket. A confermare di aver subito le richieste di pizzo non soltanto finora sono stati titolari delle aziende, ma anche i loro dipendenti. Una vera rivoluzione nell'atteggiamento omertoso finora tenuto dalle vittime che non avevano neppure denunciato le intimidazioni subite. In tutto le estorsioni accertate dalla DDA sono state 27. Pochi giorni dopo l'arresto ha cominciato a collaborare con gli investigatori il boss di Favara Giuseppe 40, che sta raccontando ai PM Giussi Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra il retroscena di omicidi avvenuti nella provincia agrigentina e le estorsioni.